La cittadella della sicurezza di Conegliano è pronta. Localizzata tra via Maggior Piovesana e via delle Industrie, la struttura, appena inaugurata, di proprietà comunale, oggi ospita la sede dei Cavalieri dell'Etere e tutte le associazioni che fanno capo alla protezione civile locale. La struttura è stata ristrutturata con un costo di alcune decine di migliaia di euro, interamente a carico dell'associazione Cavalieri dell'Etere. Adiacente alla sede dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa di Conegliano si trova invece il capannone del centro logistico, dove sono custoditi i mezzi e i materiali appartenenti agli stessi Cavalieri dell'Etere, alla Croce Rossa, ai Carabinieri in congedo e alla Protezione Civile della Sinistra Piave. Con la realizzazione della sistemazione dei Cavalieri dell'Etere di fatto si conclude quello che era un progetto iniziato nel 2002 che vedeva la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco affiancata alla sede della Croce Rossa, alla sede di logistica delle altre associazioni di protezione civile e anche alla realizzazione di un nuovo manufatto che avrebbe potuto essere anche la sede del centro del pronto intervento, il cosiddetto COC, che il Comune può attivare nel momento in cui si verificano situazioni di emergenza. Il fabbricato l'abbiamo acquisito a poche decine di metri dal luogo, quindi oggi quel progetto di avere tutta la sicurezza civile coinvolta nello stesso ambito si concretizza e si realizza. Gli spazi a disposizione non mancano e per questo la nuova sede potrà essere utilizzata anche per altri scopi. Sicuramente lì ci sono delle sale riunioni che potranno essere aperte anche ad altri. Normalmente le sedi della protezione civile sono un luogo di transito, di movimento, dove ci sono molteplici attività, perché la vita normale delle associazioni di protezione civile è una vita che spazia a 360 gradi, non si tratta soltanto di interventi in caso di calamità, ma anche di un intervento abbastanza puntuale, oserei dire diuturno, quotidiano, per 1000 attività che interessano la comunità. Con l'apertura della cittadella della sicurezza, Conegliano si conferma dunque una città particolarmente attenta all'ordine pubblico. Diciamo che noi abbiamo un buon sistema sia di sicurezza civile sia di ordine pubblico, perché la presenza e il potenziamento del corpo di polizia locale, la presenza di un commissariato corposo, importante, di qualità, la presenza di una compagnia di carabinieri storica e anche rinforzata dal punto di vista numerico fa sì che questo territorio, e di una Guardia di Finanza che ha una significativa presenza anche dal punto di vista numerico, fa sì che questo territorio abbia la presenza di tutte le forze dell'ordine che a mio avviso garantiscono un presidio che è sicuramente omogeneo.